Monossido killer in centro a Trieste. La vacanza si è trasformata in tragedia per un medico austriaco di 63 anni, Bernd Urlesberger, ucciso dalle esalazioni del gas tossico. Sua moglie è ricoverata in gravi condizioni a Cattinara. Altre 9 persone sono rimaste intossicate. Il dramma ieri sera al quarto e ultimo piano del palazzo al civico 5 di Via Crispi, nell'appartamento di proprietà della coppia originaria di Graz. I vigili del fuoco sono entrati con l'autoscala e hanno trovato l'uomo disteso sul letto, già morto probabilmente da diverse ore, mentre la moglie era a terra gravemente intossicata e in stato confusionale, ma ancora vigile. Secondo i soccorritori che hanno dovuto trascinarla via a forza, la signora è viva per miracolo. La coppia si trovava da un paio di giorni a Trieste, come faceva spesso, in questa occasione per trascorrere le feste di fine anno con alcuni amici austriaci. Sono stati questi ultimi che, dopo alcuni vani tentativi di contattarli sia al telefono che direttamente a casa, sono andati in questura facendo così scattare l'allarme. La polizia ha quindi informato la figlia della coppia che vive a Graz. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco che insieme al personale sanitario hanno soccorso non solo la moglie ma altre 9 persone tra residenti e turisti ospiti nel vicino bed and breakfast. La donna è ricoverata in camera iperbarica in condizioni critiche ma non in pericolo di vita. Stesso trattamento per altri 3 intossicati, un minorenne, un diciottenne e suo padre. Gli altri non sono in gravi condizioni, alcuni rimangono in osservazione, qualcuno è stato già dimesso. Ieri sera la polizia ha chiuso la via Crispi all'altezza dell'incrocio con via Carducci per consentire le operazioni di soccorso. La procura con il magistrato di turno Iozzi ha aperto un fascicolo per far luce sull'accaduto. I vigili del fuoco hanno rilevato nell'appartamento della coppia 160 parti per milione di monossido di carbonio, ma al piano sottostante il livello era addirittura 3 volte superiore, pari a 460 parti. Fortunatamente gli inquilini del terzo piano sono in vacanza. Gli accertamenti per individuare l'origine della fuga sono ancora in corso, ma l'ipotesi più probabile è quella di un problema alla canna fumaria.